deep trend sono make a wish, quindi esprime un desiderio e ci parla di come in futuro l'immaginario collettivo porterà tutti noi che siamo clienti, anche oltre che imprenditori, a ricercare soluzioni semplici, facili, istantanee, come alle aziende, anche le piccole, venga richiesto di esaudire e anticipare i desideri del cliente. Il secondo deep trend è out of the virtual, che quindi ci parla del fatto che ci si sta muovendo dal virtuale al reale. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che si sviluppa tantissimo il virtuale, il digitale, ma questo avrà successo in futuro nel momento in cui viene accolto da un sistema nel reale. Un altro deep trend che abbiamo esplorato è Future Legacy, quindi l'importanza del concetto di lascito, quindi di eredità che si lascia al futuro, quindi alle nuove generazioni, quindi non tanto celebrare il passato fino a se stesso, ma l'eredità in una prospettiva di costruzione di un futuro. Questo consente alle aziende di valorizzare la propria storia, ma in modo diverso rispetto al passato. Il quarto deep trend che abbiamo visto è Plural Singularity, che parla di come in realtà la nostra società preveda anche svilupperà un modello di frammentazione, quindi non più blocchi monolitici, ma singolarità che si costruiscono a partire da una pluralità di voci, di identità, di caratteristiche, e quindi in qualche modo sarà vincente l'idea della costellazione, della rete, e dall'altra parte, ma veramente nel senso dove ognuno ha un suo ruolo, anche gruppi che si costituiscono in maniera temporanea per determinati progetti, una visione molto più mobile, e dall'altra parte come il prodotto del futuro sarà un prodotto frammentato. Su questo bisognerebbe dire diverse cose, ma insomma in sintesi. E l'ultimo, il top deep trend, è Sublimen e parla dello sviluppo di modelli che valorizzano il limite, quindi luoghi al limite, lavorazione al limite, aspetti legati a anche situazioni sublimi, cioè anche un po', come possiamo dire, di spaesamento, impreviste, improbabili, ed è il deep trend più astratto, perché è anche quello più proiettivo, che immaginiamo che si realizzerà non prima, cioè si realizzerà in maniera massiccia, intendo dire non prima di 4 anni, anche se già oggi ci sono degli elementi, ma è quello più evolutivo, quindi più difficile da sintetizzare in maniera concreta in 2 parole, perché è quello che avrà più sviluppo.